Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie sì, grazie Natalia. Noi ringraziamo Radio Libertà, siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali formata da gruppi e varie altre associazioni sia per quanto riguarda il CAP, il patronato, assistenza legale, civile, penale, amministrativa. Noi ci troviamo come ufficio a None dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 in via Volvera 3. Gli appuntamenti tramite telefono, perché purtroppo c'è la scomodità per venire lì in ufficio per il personale, dovete fare il 328 07 15 232 oppure mandare su una mail la dichiarazione la scritta. La mail è uff rapporti sociali @libero.it, tutto minuscolo, quindi uff rapporti sociali @libero.it, così mi ha ricordato l'ingegnere perché pare che non lo dicevo bene prima. Tra l'altro oggi abbiamo con noi, prima rapporto, accordo per far parlare su questa bella radio, il nostro presidente dell'associazione disabili Gianni Ferigo dell'associazione Senza Limiti, che ci spiegherà sia le attività tecniche, politiche e sportive e sia anche le due novità che ci sono, che vi farò spiegare, sia il pellegrinaggio a Meggiugorje che la grigliata della Polisportiva Campus per quanto riguarda la festa del fine d'anno, che tecnicamente l'anno finirebbe il 21 giugno. Quindi io vi ricordo dove siamo noi, ritorno a None, in via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Chiamando me sul 328 07 15 232 potete fare le vostre richieste per qualunque tipo di problema sociale, anche amministrativo, civile, penale, tutto quello che avete lo presentate e noi con i nostri volontari, abbiamo una serie di volontari tutti professionisti che mettono a disposizione il tempo per chiunque ha bisogno. Poi se mai volete avere altre informazioni potete chiamare anche la radio, questa grande Radio Libertà, allo 02 92 94 7222 oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. Io credo se abbiamo già in linea il presidente Gianni, perché mi sa che c'è stata una gara, c'è stata un'attività sportiva e quindi prima di parlarci ci dovrà spiegare come è andata e poi ci spiegherà sia le due attività che vi ho detto e sia anche vi darà magari la possibilità del codice per il 5 per 1000. Gianni, sei in linea? Sì, sono in linea, ho sentito quello che hai detto, quindi sono qua che stavo ascoltandoti e quindi allora ho detto sentiamo un po' cosa appunto tu dicevi, quindi adesso se vuoi che parlo un attimino io per l'associazione. Ormai ti lascio parlare per quanto tempo vuoi, spiegare, adesso mi pare che avete avuto un'attività sportiva e poi spiegagli bene come fare per venire a Meggiugorje il 14 di giugno e anche la chiusura del fine anno, come dite voi, con grigliata alla Polisportiva Campus, dai tutte le indicazioni per potersi collegare, come fare i versamenti eccetera e soprattutto 5 per 1000. Questo adesso parla pure tranquillo, poi quando è ora ti interrompo, vai. Ok, va bene, buongiorno a tutti, io sono Gianni, il presidente dell'associazione dei ragazzi disabili, la Senza Limiti, che in pratica da qualche anno sta facendo sport per ragazzi disabili, quindi in pochi anni siamo diventati una delle associazioni più grosse d'Italia e quindi vogliamo fare tante cose per i nostri ragazzi.
Quindi io vi do 2 o 3 indicazioni per darci una mano, perché sapete che le istituzioni purtroppo sono molto restie a dare qualcosa, quindi noi tramite di voi, tutte le buone persone che vogliono dare qualcosa, noi siamo ben contenti, lo destiniamo ai nostri ragazzi. Io vi lascio appunto il numero appunto nostro del 5 per 1000, che in pratica è uno dei sostentamenti abbastanza grosso. Se qualcuno ha la penna da scrivere, quindi è senza limiti, diciamo ASD senza limiti, il numero per dare il 5 per 1000 è 9 7 8 4 7 2 5 0 0 1 2. Questa è una delle cose che volevo dire, perché più gente c'è che ci aiuta, meglio è. Poi noi in questo momento stiamo preparando un viaggio, un pellegrinaggio a Medjugorje, che andiamo via dal 9 giugno al 14 di giugno. Chi volesse ancora, c'è ancora qualche posto, in pratica viene organizzato, diciamo, tramite l'agenzia di Pinerolo Viaggi, quindi loro ci programmano tutto, e però è, diciamo, dalla nostra associazione. Diciamo un referente per chi volesse venire a pratica a Medjugorje, noi, come ho detto, dal 9 al 14 di giugno è tutto compreso, viaggio, pranzo, dormire, tutto quanto. Il numero ve lo lascio, si chiama Remo, che è quello che sta in pratica organizzando il viaggio. È 38 88 54 73 65. Questo è il numero per chi volesse o avere la voglia di venire a fare questo pellegrinaggio, che ci sono ancora 8-10 posti sul pullman, quindi chi avesse la voglia può telefonare a Remo e quindi si mette d'accordo come fare. Poi in pratica, ecco, parlo un po' della nostra associazione, di quello che stiamo facendo. In pratica abbiamo fatto domenica un torneo di calcetto e in pratica siamo arrivati secondi come coso. Invece domani siamo in 3 posti a fare le manifestazioni con i ragazzi. Abbiamo diciamo qui a Torino, in via Pietro Cossa, al campus, fanno un altro torneo di calcetto sempre con i nostri ragazzi. Poi siamo a Pino Torinese a fare tennis, sempre i nostri ragazzi fanno un torneo di tennis. E io vado sul lago di Gozzano domani mattina, perché per le 6 devo partire con gli altri, perché mi aspettano laggiù, perché ci sono 210 iscritti e c'è la traversata del lago. Quindi è una manifestazione che è la seconda volta che lo facciamo. Arrivano un po' da tutta Europa per fare questa manifestazione, perché nei laghi sappiate che purtroppo, ma non purtroppo, l'acqua è molto fredda, quindi non so come ancora la gente, ce n'è tantissima che abbia la voglia di fare queste cose. Quindi io in pratica queste sono, diciamo, le cose che stiamo facendo, ecco, domani. Invece poi il 21 di giugno, quando torno da Medjugorje, perché anche a Medjugorje vado anch'io, il 21 chiudiamo l'anno sportivo per i ragazzi e facciamo la grigliata lì al campus. In pratica, se qualcuno volesse partecipare, è ben accetto. In pratica il numero nostro, in pratica, se volete vi lascio anche il mio numero, se volete scriverlo, è 333 80 41 613. Io in questo momento tutte le cose che più o meno sono in programma ve le ho spiegate, quindi se qualcuno avesse la voglia di venire a aiutarci o di venire o di fare un bonifico, sappiate che noi sono cose che ci fa molto molto piacere per i ragazzi,
perché i nostri ragazzi in pratica sappiate che aspettano solo di fare qualcosa di più di quello che diciamo, perché stare sempre chiusi o in comunità o a casa non è bello, quindi i ragazzi hanno molta voglia di fare queste cose. Luigi, visto che mi hai sentito, se c'è qualcosa che non l'ho detto o magari tu sei diciamo più collegato con la radio, se vi chiedono qualcosa, il numero, tu magari dai le referenze, ecco. Noi facciamo tutto, lo sai che facciamo parte della stessa famiglia, sia io che te, con la tua associazione che ormai fa parte nostra, e quindi ricorderò ancora anch'io sia il numero per chiamare il nostro collaboratore Remo, oppure ricordargli per il sabato 21 che se vogliono venire c'hanno anche i pullman che li trasportano, il 32 62 59 59 barrato eccetera, così organizziamo e facciamo in modo che la gente sappiano, come ho detto prima, o chiamano te che adesso hai dato il tuo direttamente, oppure possono chiamare la radio, oppure chiamare il nostro 328 07 15 232, che è quello proprio per tutti coloro che collaborano con noi. In questo caso io ti ringrazio, so che sei anche un po' stanco perché hai già iniziato da stamattina già le attività. Sì, e quindi io alle 8:30 ero in piscina, quindi. Appunto, dicevo per quello, Gianni, spieghiamo che i nostri disabili sono disabili solo per la parola disabili, perché personalmente sono molto più abili, specialmente di me, fanno di più che noi, sì, questo è vero, fanno di più che noi. Questa è la verità. È una cosa seria, è una cosa, poi è riconosciuta a livello nazionale, cioè non siamo noi a elogiarci, noi dobbiamo presentare. Io approfitto e ringrazio questa radio che dà appunto l'opportunità, come lo stai dimostrando tu, di parlare a chiunque faccia del bene. Chi viene qui per parlare è perché fa del bene, è disposto a fare del bene e continuerà a fare del bene. Questa è la radio del bene, così la chiamiamo, Radio Libertà. Grazie comunque, Gianni, ci sentiamo. Grazie mille, se hai altro da aggiungere, aggiungilo. Darci lo spazio. Quindi, sì, okay. È la radio che ci dà lo spazio, Gianni. È lei, è grazie a lei che possiamo parlare, e vedi che non c'è mai vietato niente, anzi sono molto ben organizzati. Che ne dici, Gianni? Ok, allora il discorso mio è che, lo so, ti lascio a te che tu sei più dentro di me, quindi se ti telefonano a te lo so, è come telefonassero a me, quindi grazie Gianni. Va bene, comunque un abbraccio a te e a tutta la famiglia. Ti saluto e salutami tutti quanti, chi c'è lì dentro, quindi conosci, e quindi grazie mille. Ciao Gianni, grazie a voi. Allora noi adesso gli diciamo allo studio, alla nostra Natalia, di collegarsi con l'ingegner Diego Cudia, e nello stesso tempo vi ricordo che per fare il 5 per 1000 alla nostra associazione Senza Limiti dovrebbero battere il CF, che è 978 47 25 00 12, questo per i 5 per 1000 con la dichiarazione dei redditi, e l'altro per approfittare ancora di qualche posto libero sul pullman per il pellegrinaggio Medjugorje dal 9 al 14 giugno, chiamare il signor Remo al 388 8547 365. Quindi chiamate, se volete, di nuovo 328 07 15 232, e io con i miei collaboratori saremo a disposizione di chiunque ha bisogno di informazioni. Detto questo, concludiamo la prima parte, nel senso dell'intervento con il nostro presidente, appunto Gianni Ferigo, e se abbiamo quasi in collegamento l'ingegner Cudia, possiamo cominciare a parlare di cose
per quanto riguarda la base di questa discussione, cioè il filo diretto che riguarda il codice della strada, con tutto ciò che sta capitando in questo momento, sia sulle auto elettriche, sia sulle condizionamenti, sia sulla fine di usura di cinture di sicurezza, oppure l'Under Easter che conquista il titolo di auto elettrica dell'anno, perché ho approfittato dell'ingegnere, perché lui, avendo una conoscenza internazionale, quindi oltre che in Italia soprattutto all'estero, ci dirà poi e ci spiegherà bene anche tecnicamente come funzionano le cose, e sentiremo anche un po' altre novità che solo loro possono conoscere e stanno attuando. Diego, sei già in linea o ti devono ancora chiamare? Sì, Luigi, sono in linea, buongiorno a te. Chiedo scusa Diego, allora ti rompo le palle subito. Grazie per aver accettato l'invito, Diego. Adesso andiamo avanti fino alla fine. Ricordati che verso le 11:30 diamo lo spazio per la pubblicità e poi nella seconda parte. Per la prima parte, Diego, una tua informazione, una tua spiegazione. Qui dice che in Italia si vendono sempre più auto elettriche, ma poi tu spiegherai perché sì, con quello che sta succedendo. Qui dice che il 2025, e me lo dirai, no? Siamo al quarto mese, cos'è? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, anzi abbiamo iniziato il quinto mese, dice che è iniziato in modo positivo per il mercato auto italiano, almeno per quanto riguarda le auto elettriche. Dice che le immatricolazioni delle vetture a zero emissioni sono in netta crescita, come confermato anche da un nuovo report di Motus-E. I risultati ottenuti a marzo, quindi mese scorso, confermano una sostanziale crescita per tutto il comparto, con una quota di mercato che inizia a diventare consistente, cioè i dati. Qui dice così, Diego: nel corso del mese di marzo le elettriche immatricolate in Italia hanno raggiunto 9.373 unità, grazie soprattutto alla spinta dei modelli più venduti. Tu poi spiegherai quali sono, se è vero, come corrisponde, eccetera. Il dato in questione si traduce in una crescita, Diego, del 77,7% rispetto ai dati di marzo 2024, cioè in un anno 70. Poi c'è da segnalare anche una crescita significativa del market share, che sempre per il terzo mese dell'anno passa dal 3,2 del 2024 a un 5,4%, con un incremento di 2,2 punti. Quindi dice che le buone performance di marzo sono confermate anche dai dati del primo trimestre del 2025. Questo qui che devi tutto trarre, Diego. Nel corso dei primi 3 mesi dell'anno, infatti, le elettriche hanno fatto segnare un totale di 23.019 unità immatricolate, con un incremento, Diego, del 75,4% rispetto ai dati dello scorso anno. Quindi anche in questo caso il market share cresce in modo significativo. Si passa infatti dal 2,9% al 5,2% sulla base delle rilevazioni del Motus-E. Quindi complessivamente a fine marzo, mese scorso, 2 mesi fa, il parco circolante di auto elettriche risulta essere pari a 297.917 unità. A te Diego, sfogati, grazie. Sì Luigi, l'avevamo anche accennato, innanzitutto un ben trovato a te e anche ai radioascoltatori di Radio Libertà, e alla signorina Natalia, che prende il posto per oggi della Sveva, insomma, buon lavoro. E quindi dicevamo l'incremento, allora bisogna far capire ai radioascoltatori che l'incremento in percentuale, quei numeri che tu hai dato, che sono veritieri, perché chiaramente sono su base proprio tutti su base comprovabile, ecco, sono incrementi
che riguardano dall'anno scorso, ma sempre del mercato dei numeri venduti l'anno scorso. Esempio proprio come per farlo capire come a tutti quanti: se l'anno scorso si immatricolavano 1000 macchine, il 70% di 1000 macchine di quest'anno sono 700 macchine, quindi 1700, ma non confondersi col 70% del parco totale circolante, che parliamo di milioni di macchine. Questo lo vedi bene, Luigi, hai dato dei numeri veritieri: 200.000 auto elettriche, anche se in questa nomenclatura, in questo nome auto elettriche, dobbiamo considerare di più quelle ibride, che sono comunque elettriche, ecco. Per cui è già un numero che comunque fa pensare e su cui ci può lavorare. Ecco, per cui dicevo, è un incremento dovuto a tante cose, hai detto tu una cosa giusta: il market share, cioè la condivisione delle auto, soprattutto aziendali, ma anche quelle private. Aziendali perché oggi è più conveniente, io e te abbiamo un'azienda, lavoriamo per l'ufficio rapporti sociali, è più conveniente prendere un'auto elettrica o ibrida ricaricabile a noleggio, la paghiamo in 200-250 euro al mese e andiamo in giro dove vogliamo, come vogliamo, e nessuno ci dice niente, ed è molto più conveniente, ecco. Capisci che questo fa pensare in tempi dove comunque le spese aumentano per tutti e per tutto, per cui insomma la gente già in passato, ma soprattutto adesso, fa molta attenzione a mobilitare 25-30 mila euro, invece quando potrebbe mobilitarne 3-4 mila e avere un'auto in sharing, cioè in buona sostanza in affitto. E questo giustifica i numeri che tu hai dato. Però ripeto, auto elettriche, ma soprattutto ibride, e poi lo vediamo, insomma, basta guardare un po' le grandi città, Torino, Milano, soprattutto Milano, Roma, Napoli, ancora non è molto così, ma ci sono Padova, ci sono tante città, Bologna, dove le auto, diciamo così, ibride e anche elettriche stanno prendendo piede. Poi ti lascio ancora la parola così. Questo anche legato al fatto che comunque la gente le conosce, ci sono le fiere dove la gente va a vedere le auto, la pubblicità ne parla, i servizi televisivi, ma anche i nostri, quelli che noi diciamo, ecco, insomma, i servizi che dicono che l'auto diciamo con motore ibrido dà certe soddisfazioni. Ricordo ancora una cosa, che l'elettrico è conveniente solo se uno ha la possibilità di ricaricarla a casa, perché per il resto ricaricarla fuori in autostrada, l'aveva detto anche l'architetto Calligaro la volta scorsa, che tra l'altro saluto, che per la strada, nei parcheggi e nelle autostrade la ricarica delle auto elettriche costa tantissimo. Spero di averti in qualche modo risposto, ecco. No, ma tu hai risposto perfettamente, ma siccome abbiamo anche parecchi temi da trattare, io mi permetto di romperti le scatole, perché per esempio ti posso dettare qualcosa, poi magari prima della ripresa rispondi. Per esempio, tira aria grave nel mondo delle quattro ruote, e qui devi spiegarlo, perché ti voglio con me nel dibattito con questa radio, proprio perché sei la persona giusta, consapevole, esperta, eccetera. Qui dice che John Elkann non usa mezze parole per descriverla, perché durante l'assemblea degli azionisti di Stellantis dice che ha tracciato un quadro preoccupante, perché dice che l'industria automobilistica occidentale è schiacciata tra due forze opposte: da una parte i dazi di Donald Trump e dall'altra le regole europee sulle emissioni, un doppio colpo che rischia di fare davvero male, perché dice è una morsa che stringe e se non si interviene in fretta rischiamo di restare senza fiato.
lo dice davanti agli investitori, perché l'Europa dove tu vivi, è questo che devono capire gli ascoltatori, che tu parli a livello europeo più che nazionale e italiano, perché l'Europa ha spinto forte sull'elettrificazione, senza però curarsi troppo di quello che succede nella realtà, perché incentivi tagliati di colpo, poche colonnine, costi eccessivi per i consumatori, risultato la gente tentella, le vendite non decollano e il settore boccheggia, senza dire altre cose. Se vuoi dare una risposta poi dopo andiamo in interruzione e parliamo d'altro, vai. Sì, Luigi, questo, mi collego all'ultima frase che ho detto qualche minuto fa. John Elkann, come tanti altri industriali, c'ero anch'io tra l'altro all'assemblea degli azionisti Stellantis, e quindi peraltro informo comunque che Stellantis ha aperto uno stabilimento di produzione della 500 solo elettrica in Serbia, e quindi sta mandando le lettere alle maestranze che vogliono trasferirsi dall'Italia alla Serbia, dove, ecco, e questo mi collego, in qualche modo è collegato a quello che hai appena detto, la Serbia favorisce gli industriali, in questo caso Stellantis ha approfittato la Serbia come nazione, quindi la politica serba favorisce gli industriali che vanno a produrre lì, e chiaramente l'industriale che cosa fa? Chiama le maestranze, perché sennò non può mettere, John Elkann non può costruire da solo le macchine, ha bisogno di 1000, 2000, 3000 maestranze, e li sta chiamando dall'Italia, manda le lettere, se vuoi trasferirti così, ci sono delle condizioni abbastanza favorevoli, però rimane il fatto che la gente deve spostarsi di parecchie migliaia di chilometri. Ecco. E questo per tornare al fatto che comunque è John Elkann, come quindi gruppo Stellantis, premetto che anche approfitta anche degli incentivi americani, quindi da buon, tra virgolette, industriale, ecco, diciamo così, approfitta, cosa che in Italia non trova più, perché purtroppo c'è una politica e anche non ci sono gli incentivi, o se ci sono questi bonus, eccetera, come tu hai perfettamente detto, non sortiscono l'effetto che si vogliono. Ecco, politica e industria dovrebbero essere un pochino più vicine, ma invece sono molto molto lontane. Ecco perché gli industriali vanno dove sono più favoriti, ecco, soprattutto dall'abbassamento del costo del lavoro. Chiaramente trovandosi a metà tra il continente americano, che favorisce le sue aziende e anche quelle estere che vogliono andare lì, e l'Europa, quella un pochino più orientale, ecco, non può fare altro, se no chiude, già, voglio dire, lo sai benissimo, si chiudono gli stabilimenti in Piemonte, in Lombardia, anche Melfi, eccetera, e quindi nell'Italia del Sud, e si va fuori. Questo è un trend tecnologico che io da industriale, ma anche altri, non possiamo, poi lui è a capo anche di un colosso come altri, quindi non possiamo fermare. C'è il mercato che in qualche modo ci può dare una mano, ecco. Il mercato, cioè, vuol dire noi per primi, perché noi parliamo ma siamo anche consumatori, ma tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che usano l'auto, poi sono loro che decidono. È sulla strada che si decide il destino poi della motorizzazione. Diego, diamo lo spazio per la pubblicità, poi parliamo, perché tu come sei esperto delle auto elettriche, perché poi ti farò delle domande, mi spiegherai come fanno le auto elettriche a togliere certe cose. Vabbè, diamo lo spazio, grazie intanto, diamo lo spazio per la pubblicità e poi nella seconda parte ti sfogherai ancora meglio. A voi studio, grazie.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Luigi, a te la linea. Grazie Natalia. Allora Diego, qui adesso andiamo avanti con calma, perché devi spiegare bene in Europa cosa ne pensano delle auto elettriche, di quello che succederà in Italia tra 5 anni. È poco tempo 5 anni quando si parla di cose del genere, perché per esempio la mia domanda che faccio a uno tecnico come te, un personaggio così, dice che è arrivata la fine delle cinture di sicurezza, perché dice che ci sono dei dispositivi che le sostituiranno. Poi tu spiegherai se quello che dico è vero, corrisponde alla realtà o meno, perché dice che la cintura di sicurezza rappresenta per tutti il principale elemento di protezione che si possa riconoscere ed utilizzare all'interno di un veicolo, e fin qui non ci piove. Da anni l'attenzione di tutti è rivolta verso il rispetto della relativa regola del codice della strada. Ecco perché noi trattiamo il codice della strada nuovo, per dire, e stiamo discutendone le variazioni eccetera. Chiunque fosse individuato all'interno di un'auto o di un qualunque altro veicolo senza utilizzare in modo adeguato la cintura di sicurezza non solo sarebbe multato in modo pesante, ma rischierebbe la vita. Fin qui non ci piove. Qui dice questo tipo di concetto evidentemente universale è conosciuto da tutti fin da bambini, per fortuna è diventato ormai dominante per la maggior parte delle persone che salgono in un mezzo. Fino a qualche tempo fa, tuttavia, c'erano ancora delle enormi fette di popolazione mondiale che continuavano a violare questa regola sacrosanta e più ovvia, perché tu all'estero non saprai dove, come e dove capitano queste cose. Quindi persone che per qualche motivo estraneo a ogni sorta di etica contemporanea comportamentale, ma anche di saggezza, continuavano e continuano, seppur in minoranza ancora oggi, a viaggiare con cinture slacciate, perché dice che non solo le cinture di sicurezza, ma c'è un nuovo dispositivo, perché oggi le nostre auto ci ricordano attraverso segnalazioni sonore e LED lampeggianti sul cruscotto se non abbiamo inserito in modo corretto le cinture, qualunque sia la nostra posizione all'interno dell'auto. E tuttavia va anche detto che, al netto di alcune eccezioni che confermano la regola, lo sviluppo delle nuove tecnologie, quindi elettriche, e la ricerca scientifica sta portando in dote un'alternativa alle classiche cinture. Sebbene la cintura di sicurezza continui a essere l'elemento protettivo più importante, a quanto pare dei nuovi dispositivi potrebbero sostituirle. Tu le spieghi, Diego, le spieghi, perché si parla delle auto che tratti tu, che conosci tu e che possiamo criticare e anche avvantaggiare. Ciò di cui stiamo parlando è lo sviluppo di un nuovo sistema di ritenuta, cioè un nuovo meccanismo che arriva dalla Germania, e forse tu lo sai, e che in particolare si adegua a dei livelli di sicurezza e dei protocolli standard decisamente elevati. Adesso sfogati a dare la risposta e spiegare come stanno le cose. Diego, vai. Sì, facciamo prima un piccolo passo indietro, tanto per fare, perché i ragionamenti devono essere capiti dall'inizio. Un tempo le auto non avevano cinture di sicurezza e noi le abbiamo usate, i nostri papà, i nostri nonni avevano ancora macchine di produzione anche italiana che non avevano le cinture di sicurezza perché si guidava in un certo modo e non c'era quest'altro dispositivo. Poi comunque, vedendo gli incidenti, soprattutto mortali, qualcuno, ricordo, non è per fare pubblicità ma è cultura, ricordo che la casa automobilistica Volvo è stata la prima a
mettere un ingegnere della Volvo ha predisposto questo dispositivo che è diventato universale e lo ha regalato a tutto il mondo automobilistico. Ecco. È un po' come succede con i caschi, come è successo con i caschi. Prima i caschi per le moto non si usavano, quando la gente cadeva e anche solo per una piccola caduta si rompeva proprio la testa, allora qualcuno ha pensato bene di mettere dei caschi che prima erano i classici caschi a scodella, poi sono diventati caschi iperprotettivi, ipertecnologici come sono adesso. Le cinture di sicurezza col passare degli anni, soprattutto quelle delle auto più moderne così, sono diventati dei dispositivi accettati da tutti. Oggi è normale entrare in macchina, la prima cosa che fai ti allacci, anche se la macchina è ferma, ti allacci la cintura di sicurezza. È una specie di abbraccio, ecco, che in qualche modo dà quella piccola sicurezza. Premesso quello che tu hai detto prima, è vero, ma io non andrei all'estero, perché anche in Italia ci sono tanti posti, tante regioni italiane dove la gente le cinture di sicurezza immancabilmente non le usa. Non diciamo quali sono, basta vedere i dati delle assicurazioni. Ecco. Così come non usa il casco per i ciclomotori o le motociclette. Ecco. Per cui va da sé quindi che comunque la cintura di sicurezza ormai fa parte del bagaglio tecnologico di un'automobile, anche piccolina. Per cui questo non vuol dire che in qualche modo possiamo e dobbiamo, dopo 50 anni, dopo 40 anni che le utilizziamo, ne possiamo fare a meno. Ci sono dei dispositivi, ricordo tra tutti gli airbag, questi palloni che si gonfiano quando l'auto prende un urto o va contro qualcosa, si gonfiano questi airbag, prima sul volante, adesso su tutto l'interno della macchina, per le ginocchia, la testa, le spalle, eccetera. Sono altri dispositivi, ma comunque se non ci sono le cinture di sicurezza la gente si fa molto male anche con gli airbag. Di qui parliamo proprio anche di quello che dicono anche i dottori, quando arrivano nei pronto soccorsi delle persone che hanno subito dei incidenti gravi, ginocchia spezzate, collo spezzato, così perché non c'è la cintura di sicurezza, non possono fare a meno di dire la cintura di sicurezza serve, si chiama così apposta. Di qui a pensare a levarli, io inviterei tutti a una seria riflessione. Non penso che si leveranno mai. Potrà arrivare il punto che uno potrà dire ma se voglio la metto, se non voglio non la metto. Però noi abbiamo questa cultura proprio della cintura di sicurezza. Prima ricordo tutti che il codice della strada prima consigliava, anzi più che consigliava, pretendeva davanti, ma adesso anche di dietro, perché comunque anche le persone che sono sedute di dietro in caso di incidente come quelli che vediamo spesso, sempre più spesso, soprattutto il sabato sera, questi incidenti molto gravi, e anche chi è seduto di dietro in caso di urto dai 50-60 km orari in su, figuriamoci ai 100, ai 120, ai 150, come è successo a quei 3 ragazzi ultimamente così, e chi è seduto di dietro si ritrova davanti, sfonda il parabrezza e vola, se ne va, lo troviamo a 20, 30, 40 metri fuori dalla macchina. Purtroppo sono cose brutte da dire così, ma la tecnologia, queste sono cose che sono state sperimentate, si sperimentano tutti i giorni, i cosiddetti crash test, le prove di simulazione, lanciare una macchina, anche quelle elettriche, anche lanciare le macchine elettriche ai 100 km all'ora contro un muro e poi si vedono che effetti hanno con questi manichini che vengono messi dentro e che cosa succede. Ecco, li ritroviamo tutti spaccati, tutti rotti, figuriamoci persone umane. Quindi, insomma, prima di pensare di levare, di non mettere così, pensiamo ai forti dolori che può causare un incidente senza cinture di sicurezza,
o addirittura senza casco, ecco, insomma. Quindi notizie che dicono che si levano il cinturone di sicurezza sono un po', bisogna prendere proprio con le pinze. Ci sono dei dispositivi, non posso, adesso sono in fase di sperimentazione, ma sono studi ancora, sono studi che devono trovare poi, sono fatti per trovare poi dei finanziatori, ecco. Sedili che ti avvolgono, bracci che ti chiudono, così, bracci che escono fuori dal sedile che ti chiudono, però sono cose un po' ancora molto, ma molto lontane, ecco, dall'entrare nelle automobili. Quindi rassicurerei i radioascoltatori, non è che da domani se non ci leveranno le cinture di sicurezza, ecco. Piuttosto ricorderei, come ha detto anche Arturo Calligario l'altra volta, per il codice della strada purtroppo dobbiamo mettere anche le cinture di sicurezza a chi è seduto di dietro, ecco. Anche gli animali. Dimmi, prego, dimmi. C'è un'altra cosa importante, Diego, perché io da cittadino mi rivolgo a te e ti dico, ma siccome si parla di auto elettriche, sempre lì la tua, quello che ti parlo, perché qui dice che le nuove bici a idrogeno si alimentano con l'acqua? Cioè, Irid Sport Bike 1.0 è una bici elettrica, mi segui? A idrogeno. Si ricarica in 10 secondi e si può fare il pieno a casa partendo da un semplice bicchiere d'acqua. Cioè io sto leggendo una cosa che poi chiedo a te, ma allora perché non lo facciamo con le macchine se può andare acqua? Qui dice Diego, e poi tu lo spieghi, chi l'ha detto che le bici elettriche devono avere per forza le solite batterie a litio? Se si guarda un po' più in là, ci sono strade alternative che iniziano a diventare percorribili anche per l'uso quotidiano. Certo. Una di queste è l'idrogeno, quindi domestico, e a portarlo nel mondo delle due ruote ci pensa un'azienda svizzera con un nome eloquente, Irid. Il modello si chiama Irid Sport Bike 1.0 ed è una E-bike alimentata a idrogeno. In alternativa viene distribuita da Remove ed è qualcosa di completamente diverso da tutto quanto visto finora. Sei tu poi che mi devi spiegare, perché io sono ignorante e non capisco niente. Qui dice la E-bike funziona grazie a una cella a combustibile da 300 watt che trasforma l'idrogeno in energia elettrica per alimentare un motore da 180 watt montato nel mozzo posteriore. Quindi niente batterie pesanti o cicli di ricarica lunghi, qui basta un piccolo rifornimento per rimettere in moto. E la vera chicca è proprio così, il pieno si fa in meno di 10 secondi con delle ricariche simili a bottigliette, letteralmente. Queste si collegano al sistema e si è pronti a ripartire. Cioè, non è che mi sto inventando le cose, perché è scritto da ieri, questa è roba nuova, con appena 20 grammi di idrogeno, pensa, la Irid promette fino a 60 km di autonomia. I dati sono ovviamente forniti dalla casa, ma anche a essere prudenti si tratta comunque di numeri interessanti. Ecco perché voglio la tua spiegazione, che tu sei l'esperto e darai se è vero o non è vero e come possono essere o non essere. Poi dice un'autonomia del genere può fare la differenza per chi la bici la usa davvero giornalmente, magari per andare al lavoro, spostarsi tra casa e ufficio senza stressarsi con prese di ricarica o batterie scariche. Qui dici che a vederla ha tutto ciò che serve: un telaio in alluminio, sospensioni per affrontare le buche al meglio, 7 marce firmate Shimano, è un piccolo display per tenere sotto controllo ogni aspetto, pesa poco meno di 24 kg,
non leggerissima, tuttavia sì. accettabile nel complesso Airidi, però non si è limitata alla bici, ha pensato anche al modo di produrre l'idrogeno in autonomia direttamente a casa, quindi ci pensa un generatore che puoi avere pure in casa, basta collegarlo, versare circa un bicchiere d'acqua, cioè è roba come se tu vai a casa, accendi la lampada a luce e fai tutto quello che devi fare. Cioè sta roba qui che ti ho letto è scritta, è vera, è tutto sotto controllo. Il tuo parere tecnico, esperto, è proprio che vivi questa realtà. Cosa ne dice alla gente che ci ascolta? Dai una risposta esatta, che qui devi spiegarla bene questa situazione, Diego. Sì, allora diciamo che questa tecnologia la studiavamo al Politecnico 40 anni fa, per cui oggi ha preso piede, perché comunque già 40 anni fa si diceva che il petrolio a un certo punto, cioè il petrolio non è infinito, finirà il petrolio, e 40-45 anni fa e altri ingegneri, noi eravamo studenti, ma ingegneri più grandi di noi già si cimentavano con queste tecnologie qua, che servono a in qualche modo a trarre energia da quello che ci circonda senza andare a scavare i pozzi. Quindi i pannelli solari, la fototecnologia, tutte queste passeremo le ore a in qualche modo accennare a tutti gli studi che si facevano, diciamo, verso la fine anni 60 e 70, perché c'era gente che già ci lavorava sopra. Oggi i motori ad idrogeno esistono già, sono già operativi, come i motori elettrici esistono, sono già operativi. I motori elettrici escono dalle centrali elettriche, quelle fisse, e salgono sopra le navi. Ci sono aziende cinesi di trasporto che trasportano milioni di container e sono elettriche, non bruciano più una sola goccia di carburante. Grandi motori a idrogeno esistono già sempre per le navi, per i treni e per gli aerei. Quindi grandi motori, perché grandi motori? Perché sono quelli, come abbiamo detto anche in altre occasioni, sempre da questa radio, perché i grandi motori consumano di più. La bicicletta che tu hai accennato, di cui tu hai accennato, che conosco molto bene, è un piccolo motorino, è un po' come se noi dovessimo confrontare il motorino elettrico del nostro spazzolino da denti, che è un motorino piccolino, con il motore elettrico già di un'automobile che è 1000 volte più grande, o addirittura quello di un treno che è milioni di volte più grande del motorino elettrico dello spazzolino da denti. Questo per far capire ai radioascoltatori. Però c'è da dire una cosa, che le leggi fisiche che regolano il motorino elettrico dello spazzolino da denti e le leggi fisiche che regolano il motore elettrico dell'automobile, che regolano il motore elettrico della centrale da milioni da megawatt, il motore elettrico delle navi, sono identiche, non cambiano. Sono quelle 4-5 formule matematiche, fisiche, che non cambiano. E quindi, voglio dire, fabbricare oggi una bicicletta per giovani studenti, per le start-up, che fanno bene a farlo, perché così fanno vedere al mondo che comunque queste nuove tecnologie possono trovare applicazione, fermo restando che la bici dovrebbe essere a trazione umana, ecco, però possiamo anche fare la bicicletta elettrica per chi magari ha meno forze sulle gambe, insomma, e per chi vuole in qualche modo riposarsi. Ecco. L'idrogeno ci sta dando una grossa mano, è una tecnologia che va bene anche per sostituire piano piano le caldaie delle case, e l'idrogeno abbasserà tantissimo. Questo poi potrà confermarlo anche Arturo Calligaro, l'architetto. Sono già state fatte delle prove. Una casa, invece di avere una caldaia a pellet oppure a gasolio, eccetera, con i dovuti anche strumenti per non dissipare tutto il calore, una casa con una caldaia a idrogeno
rende di più, scalda di più, rinfresca anche di più e fa risparmiare. Ecco, purtroppo adesso sono molto care ancora. Ecco perché si fanno questi chiamiamoli progetti. Vanno tutti bene. Ecco. In fin dei conti, anche quando non esisteva la bicicletta si andava a cavallo, tu lo sai, perché arriviamo da nazioni, da regioni in cui per andare a spostarci da una regione all'altra si andava a cavallo nei carretti, poi sono arrivate le bici, le moto, e quindi ci hanno un po' rivoluzionato la vita. E quindi voglio dire, sono tutti in qualche modo degli studi interessanti. Ecco. Non consiglio di comprarle per ora, ecco, vediamole, fra 4-5 anni vediamo un attimino che cosa succede. Ecco. Prego. Volevo un tuo parere, visto che mancano pochi minuti, anche perché la gente vuole sentire. Senti un po', qui dice che il SUV compatto Hyundai, si chiama Ister, conquista il titolo di auto elettrica dell'anno, perché dice che la più giovane creatura di Hyundai, cioè il SUV compatto Ister, vince il premio di World Electric Vehicle 2025 durante il World Car Award di New York. Cioè Hyundai celebra un risultato straordinario. La sua inedita Ister è stata insignita del prestigioso titolo di World Electric Vehicle 2000. Tu la conosci questa macchina? Poi me lo spieghi. Al World Car Award. Questo importante riconoscimento, annunciato il 16 aprile 2025 durante la cerimonia tenutasi a New York International Auto Show INIAS, consacra la piccola EV come la migliore auto elettrica dell'anno a livello globale. A decretare la vittoria è stata una giuria autorevole composta da 96 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 30 diversi paesi che hanno espresso il loro voto in forma unanime. Tu facevi parte di questa giuria oppure l'hai seguita, l'hai sentita? Ti do qualche minuto per rispondere cosa ne pensi e poi chiudiamo, vai. No, Luigi, allora io faccio parte della giuria, come giornalista pubblicista faccio parte della giuria del premio internazionale, lo diciamo in italiano, premio internazionale che premia i veicoli, quelli più come è successo per la Golf, per esempio, che tutti ricorderanno. Ogni anno una giuria di giornalisti che spesso sono anche ingegneri che scrivono, giornalisti esperti di automotive, premia un veicolo che in qualche modo ha le caratteristiche per essere il veicolo dell'anno. Ecco. Hai citato, quindi io faccio ancora parte di quella giuria, quindi conosco molto bene il veicolo in questione. Hai citato, ecco, dato non facciamo pubblicità, ma hai citato un vero e proprio colosso dell'industria automobilistica, il gruppo Hyundai / Kia, dobbiamo dirlo, sono quelli che per ora hanno, visto che abbiamo parlato dell'idrogeno eccetera, sono quelli che in qualche modo hanno corso più veloci di noi, anche noi italiani potevamo avere la tecnologia elettrica, perché lo sappiamo, basta andare al museo dell'auto di Torino, troviamo un veicolo di Panda elettrica che risale, tu l'hai vista anche perché girava anche in Fiat, la Panda Elettra, che in qualche modo è un primo esempio per un progetto che poi è rimasto lì perché l'Italia non ha percorso questa via qua. Il colosso che si chiama il colosso Hyundai / Kia, perché sono assieme, oggi fanno treni, navi, aerei, motori per fare energia. Ecco, hanno investito miliardi, un po' come la Toyota per il motore ibrido ed elettrico, quindi ecco perché ormai, come dire, la tecnologia è nelle loro mani, l'hanno sviluppata e stanno dando in qualche modo ad uso e consumo di altri paesi e quindi anche nostro. Ecco. Torno a dire, speriamo che la politica in qualche modo incentivi questa cosa qua, non i gruppi esteri, che in qualche modo anche in Italia, soprattutto per l'automotive e anche per le case, in qualche modo si torni ad avere delle tecnologie un pochino più pulite, ecco, diciamo più pulite, che fabbricano meno CO2.
di come adesso, ecco. E comunque conosco bene, è un premio meritato, buon per loro, ecco. Speriamo in futuro di avere anche in Italia un modello italiano che prenda un premio prestigioso come quello, ecco. Prego. Luigi. Va bene Diego, siamo arrivati al termine perché poi c'è una trasmissione che il nostro collega molto importante. Ti ringrazio e poi tienti pronto perché mi servi molto, anche se sei il pezzo grosso internazionale, a me non interessa, fai parte della nostra famiglia, del nostro club e quindi pazienza, ti devi adattare. Comunque ti ringrazio anche a nome di Radio Libertà e a risentirci a presto. Diego, vai. Non ho capito, sì. Comunque, Siamo in chiusura, Diego. Ah sì, ok. Io ringrazio i radioascoltatori che ci hanno ascoltato. Chiaramente ricordo come hai fatto tu, che per qualsiasi cosa possono scrivere alla email ufsos rapporti sociali chiocciola quello che hai detto tu libero.it per qualsiasi cosa, anche per delle critiche, anche solo per salutare, dire bene, mi è piaciuto eccetera, cosa a noi fa piacere sentire queste cose qua, ecco, poi perché noi guardiamo le email che arrivano e le commentiamo e poi le portiamo in radio, ecco, e quindi un saluto molto caloroso ai radioascoltatori, a Radio Libertà, grazie, e grazie a te Luigi, sei sempre perfetto, a presto, buone cose. Ciao, grazie a te e anche, mi raccomando, a Natalia. Allora io adesso ringrazio anch'io la nostra Radio Libertà, ricordo la nostra associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali si trova a None, in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Voi per qualunque problema di natura, come ho detto, generica, qualunque tipo di problema, chiamando il 328 07 15 232 vi esprimete, esponete, dite, chiarite e poi dopo noi vi metteremo in contatto con la persona giusta per risolvere il problema nella maniera migliore e col minor danno economico possibile, visto che noi siamo a disposizione di chi ha bisogno, di chi è solo e di chi non ha nessuna opportunità per potersi sfogare, esprimere, eccetera. Quindi ringrazio la nostra Radio Libertà e soprattutto la nostra Natalia. A voi tutti, a voi studio e risentirci a sabato prossimo con il ritorno dell'architetto Arturo Caligaro che questa settimana era impegnato e quindi io ne ho approfittato dell'ingegnere. Sempre un professionista, ragazzi. Un bacione a tutti. Buona festa e ci sentiamo sabato prossimo. A voi studio.